Luca 11, dal verso 29. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Nel giorno del giudizio i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. Alleluia. Signore, parla al nostro cuore di chi abbiamo qui tra noi. Signore, apri i nostri occhi spirituali perché possiamo essere consapevoli che il Salvatore è in mezzo a noi. Parlaci, Signore, perché tu sei vivente e la tua parola, che è spirito e vita, è capace ancora questa mattina di trasformare le nostre vite. Abbiamo bisogno, Signore, della manna del cielo. Abbiamo bisogno che tu fai cadere sul nostro cuore il pane di vita, la parola tua, Signore. Signore, scruta il mio cuore, perdona i miei peccati, purifica le mie labbra. Aiutami, Signore, a condividere la tua parola con i miei fratelli. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Il Signore è così chiaro in questo passo, è così evidente il paragone che Lui fa. Egli mette a confronto delle esperienze straordinarie. Incontrare nel tempo di Salomone il gran re Salomone era un'esperienza straordinaria, perché non ci fu un uomo maggiore in sapienza, in gloria del re Salomone. E sappiamo che lui ebbe queste virtù non per capacità sue, ma perché ebbe un cuore umile. E quando il Signore gli diede la possibilità, una possibilità a 360 gradi, senza condizione, la nostra occasione. A volte noi chiediamo al Signore questo: Signore, chiedi a me, fai a me questa domanda: che cosa vuoi che io ti faccia? Chiedi tutto quello che vuoi, io te lo darò. La nostra occasione, il lavoro, la macchina, la casa, il fidanzato, la fidanzata, un beneficio fisico, è la mia occasione, chiedimelo, Signore. Il Signore lo chiese a Salomone, e Salomone, conosciamo la storia, era un re. Forse avrebbe, nelle usanze del tempo antico, se non avesse avuto timore di Dio, avrebbe chiesto la gloria, di essere ricordato nella storia. Invece disse: io sono giovane e sono davanti a un popolo numeroso come la sabbia del mare. Dai un cuore intelligente al tuo servo, perché io possa amministrare la giustizia. E al Signore piacque così tanto questa richiesta, che il Signore fa sempre al di là di quello che noi pensiamo, chiediamo, che disse: poiché mi hai chiesto questo, non hai chiesto oro, non hai chiesto la vittoria sui tuoi nemici, io ti rendo intelligente come nessun altro in passato e nessun altro in futuro. E oltre a questo ti do la pace, ti do la gloria, ti do ogni cosa. Quindi andare alla presenza di Salomone era un'esperienza straordinaria, perché le parole di quest'uomo lasciavano a bocca aperta. Ma anche l'esperienza di Giona
Venire a contatto con quell'uomo che raccontava la sua storia era un'esperienza straordinaria. Perché c'era un uomo che era stato a tanto così dalla morte, ma era un uomo che era stato nel ventre di un pesce ed era sopravvissuto. Un uomo che era stato gettato nel fondo del mare e si è ritrovato sulla riva del mare, sano e salvo. Quindi anche stare con Giona era un'esperienza straordinaria. E Gesù dice: guardate che molti furono alla presenza di Salomone e di Giona e riconobbero l'opera di Dio, la riconobbero, la accettarono. Qui c'è qualcuno di più grande. E ve lo sto dicendo chiaramente. Gesù è più grande. Gesù è più grande di ogni altra persona, di ogni altra cosa. Egli è di più di quello che noi possiamo ritenere già grande e sufficiente per noi. Gesù è di più. E Gesù è qui tra noi, come colui che è maggiore di ogni altra cosa. Egli è più grande. Tutto ciò che noi stimiamo, tutto ciò che noi riteniamo importante, grande, meraviglioso, stupefacente, a fianco a Gesù diventa di poca cosa. Perché è così. Eravamo a raduno venerdì, ho incontrato alcuni giovani del campeggio, ce n'è uno, un carissimo giovane, che quest'estate non ha potuto iscriversi al campeggio, ma è venuto un giorno, è stato così benedetto, gli piaceva così tanto anche la compagnia dei giovani che noi tutte le sere lo vedevamo al campeggio. Lavorava a Torino, dormiva al campeggio, la mattina partiva, andava a fare la giornata di lavoro e la sera lo ritrovavamo lì. E ogni sera ci salutava: ci vediamo il 6 gennaio, ci vedremo tra qualche mese, chissà la prima occasione. E tutte le sere era lì, ancora qui, tutte le sere, ancora qui. Eh sì, perché ho pensato, tanto le ferie non le faccio, li spendo in benzina i soldi delle ferie e vengo qui a fare il culto e a godere della benedizione del Signore. Perché vi racconto questo? Perché questo giovane è altissimo. Ora la famiglia Guarascio, non faccio nomi, sa che di tanto in tanto, l'ho detto prima a Mattia, poi l'ho detto a Manuel nel corso degli anni, a Silvano neanche glielo dico, sono troppo alti per me. E allora quando li ho visti crescere ho visto che ormai mi guardano veramente dall'alto al basso. Ma venerdì c'era questo giovane a fianco a Mattia e l'ho guardato e ho detto: Mattia, che quando ci incrociamo, ci salutiamo, ti dico sempre che sei troppo alto per me, mi sembri basso. Era lì a fianco a questo ragazzone, Mattia Guarascio basso, incredibile, perché era a fianco a lui. Qualsiasi cosa, qualsiasi persona, qualsiasi valore che noi riteniamo prioritario, eccelso, quando lo mettiamo a fianco a Gesù, risulta niente. Niente. E Gesù era questo che stava dicendo. Guardate che è la regina del mezzogiorno e l'intera popolazione di Ninive nel giorno del giudizio si alzerà con voi di questa generazione, di questo tempo, e vi condannerà. Perché loro hanno riconosciuto l'opera di Dio, che era ancora limitata a degli uomini, e hanno dato gloria a Dio. E qui c'è uno che è più di Salomone e di Giona. E noi questa mattina non vogliamo fare l'errore dei contemporanei di Gesù. Noi vogliamo dire che Gesù è più grande. Egli è più grande di tutti i modelli proposti dalla società. È migliore di tutti i valori che noi possiamo stimare in qualche modo. Egli è immutabile, egli è affidabile, egli è eterno, egli è profondo, egli è ricco. Gesù è più grande di tutto il resto. E quando noi a volte svendiamo la presenza di Gesù nella nostra vita, noi stiamo stimando altre cose più grandi di Gesù, ma non c'è modello
Non c'è fondamento su cui la nostra vita si possa appoggiare che sia più grande di Gesù. Chi sceglie Gesù ha scelto sempre il meglio. Qualcuno citava prima nella preghiera il fatto che nella nostra società c'è questo strano ragionamento che per capire anche la malvagità, la bruttezza di alcune situazioni, di alcuni valori, bisogna mettere la mano sul fuoco, bisogna caderci dentro, bisogna finirci dentro, bisogna fare quelle esperienze per avere consapevolezza. Ma noi diciamo alla luce della Scrittura che chi incontra Cristo incontra il meglio e non ha bisogno di sperimentare il peggio per saperlo, perché Gesù è più grande. Quindi andiamo al Signore, arrendiamoci a Gesù, senza dire voglio capire, voglio confrontare, voglio fare le mie esperienze per poter valutare se Gesù è meglio. Gesù è meglio. È più grande dei nostri valori, è più grande dei nostri problemi. Egli è il Dio dell'impossibile, Egli è vero uomo e vero Dio. Nulla è impossibile per Gesù. Egli è Dio, lo dice lo scrittore agli Ebrei. Gesù Cristo, dice lo scrittore agli Ebrei, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questi sono gli attributi di Dio. Egli è Dio ed è il Dio dell'impossibile. Se Lui vuole cammina sulle acque, se Lui vuole le apre le acque, se Lui vuole prosciuga il mare, se Lui vuole fa piovere in tempo di siccità, se Lui vuole moltiplica i pani, se Lui vuole entra a porte chiuse, se Lui vuole apre le porte, se Lui vuole chiude le porte, se Lui vuole fa crollare i muri. Egli fa ogni cosa ed è più grande di ogni nostro problema. Che pure i problemi sono cose inanimate. A volte sono cose che creiamo noi stessi. Egli è più grande. Egli è più grande di ogni difficoltà. Egli è più grande di ogni avversità. Egli risolve i problemi. Egli è più grande dei problemi, tanto è vero che se nel suo piano si serve dei problemi. Perché ha autorità di fare, disfare, disporre ciò che vuole. E se vuole servirsi dei problemi lo fa, perché i problemi non lo travolgono, i problemi non lo prendono alla sprovvista. Egli è più grande. Qui c'è più che Salomone, c'è più di Giona. Egli è più grande del peccato. Di ogni peccato egli è più grande. Non c'è peccatore, per quanto incallito possa essere, malvagio, blasfemo, ribelle, che se si rivolge a Gesù non trova in Gesù un potente Salvatore. E quando enumeriamo i nostri peccati, facendolo per dire al Signore che altri possono essere perdonati, ma noi no, perché abbiamo fatto questo e questo e questo e ripetutamente, il Signore dirà: la croce è più forte. E dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. E quell'opera gloriosa sul Golgota è così potente che è bastato una volta sola nella storia per perdonare i peccati del passato e i miei ancora oggi, perché Gesù è più grande del peccato. E se questa mattina c'è qualcuno che si riconosce peccatore, il tuo peccato, la tua malvagità, la tua impurezza, la tua immoralità non potranno impedire a Gesù di perdonarti se tu gli chiedi perdono dei tuoi peccati, perché Egli è più grande. Non sentiremo mai Gesù dire: questa situazione non l'avevo mai incontrata, quest'uomo mi risulta complicato da redimere. No, Gesù è più grande di ogni peccato. Alleluia. C'è qualcuno maggiore di Giona questa mattina tra noi, c'è qualcuno maggiore di Salomone. E Gesù specifica
quello che deve accendere il nostro cuore questa mattina. Qui c'è più di Salomone, qui c'è più di Giona, qui Gesù è presente, Gesù è qui, egli è morto ma è risorto, perché noi possiamo dire questa mattina che è vivente ed è presente proprio in questo umile, semplice locale. Qualcuno potrebbe dire umanamente, ci sono situazioni più gravi che richiedono la presenza del Signore. In questo mondo, in questo momento ci sono le guerre, ci sono difficoltà indicibili e forse il Signore è più indispensabile lì, eppure il Signore è qui, Egli è presente. Lo disse ai Suoi contemporanei, ma poiché è vivente e cammina in mezzo a noi, lo dice a noi ancora questa mattina, qui c'è più di Salomone. Con la sua presenza egli dimostra che è più grande, non solo di tutti i modelli, non solo di tutti i peccati. Con la sua presenza egli dimostra che è più grande anche dei nostri dubbi. Perché a volte noi camminiamo nelle strade di questo mondo pieni di dubbi, ma Gesù è qui e la sua presenza scioglie ogni dubbio. La sua presenza ci dimostra che la nostra fede non si deve limitare alle teorie, ma deve farci arrivare a fare esperienza di conoscenza. Vogliamo vivere per esperienza la fede. Vogliamo credere che Gesù vivente è ancora potente a operare, potente a ristabilire ogni situazione, potente a fasciare i cuori feriti, potente a liberarci da ogni oppressione, potente di guarire, potente di salvare, potente di chiamare, potente di invitare. Egli è potente ancora perché è qui. Alleluia. Noi non dobbiamo avere alcun dubbio, perché Egli entra a porte chiuse, accennavo prima se è necessario. Egli ci raggiunge sulla riva del mare, vi ricordate i discepoli quando tornarono a pescare, pieni di dubbi, pieni di tristezza, di delusione, e Gesù si presentò. E Pietro si tuffò in mare per arrivare prima. Non sappiamo, un giorno chiederemo a quei 7 chi è arrivato prima, se Pietro o la nave, la barca. Ma perché Gesù si era presentato, colui che è maggiore di tutti, fratelli, sorelle, amici, qui c'è Lui, è qui. E noi non lo invochiamo come se fosse uno spirito esoterico, cercando di autoconvincerci. No, Lui è qui, perché la sua parola infiamma il nostro cuore. Noi sentiamo che la sua presenza sta ascoltando le nostre lodi, le nostre preghiere. Egli vede il nostro cuore e sazia la nostra anima. E noi sappiamo per lo Spirito che è presente. Qui c'è più di Salomone. Qui c'è più di Giona. E se sappiamo nel cuore che è qui, quando gli evangelisti raccontano questa storia, il Signore chiama in causa Salomone e Giona perché chiesero lì presenti un segno. Chiesero un segno al Signore. E Gesù li rimproverò, come probabilmente può rimproverare noi, che ancora chiediamo un segno al Signore. Gesù li rimproverò e disse: questa generazione è una generazione malvagia, perché qui c'è più di Giona, qui c'è più di Salomone. Chi andava alla corte di Salomone ne vedeva di segni, vedeva lo splendore. Ci dice la parola di Dio che nel tempo di Salomone l'oro e l'argento
erano erano metallo comune. Ce n'era così tanto che il valore si era svalutato. Voi sapete che il valore di un metallo è dato dalla sua scarsità. Al tempo di Salomone non si pagava col bronzo, non si pagava con il legno, si pagava con l'oro e ce n'era in abbondanza. Quello era un segno straordinario di gloria. Per non parlare degli scritti, delle massime di Salomone, delle sue risposte. La gente andava e vedeva questo segno di gloria. Giona era un segno. Quando i niniviti si convertirono perché lui raccontò la sua storia. E Giona non la voleva raccontare la sua storia, perché la sua storia diventava l'esempio per i niniviti, che erano morti e potevano tornare a vivere se avessero avuto fede in Dio. Giona era il segno di chi muore e trova vita se confida in Dio. Ma i contemporanei di Gesù chiesero, in presenza di Gesù, un segno. Non abbiamo noi chiesto mai un segno al Signore. Signore, se sono nella tua volontà, dammi un segno. Fa sì che riceva una telefonata. Fa sì che si sblocchi una certa situazione. Fa qualcosa che non ha logica in modo che io possa sapere. Il famoso vello, sapete? Lascia il vello asciutto e il campo bagnato. Ma quando chiediamo i segni al Signore non ci bastano mai. Il Signore lo fece per Gedeone. E Gedeone gli chiese il giorno dopo, adesso lascia il vello bagnato e il campo asciutto. Dio è buono. Leggiamo certe storie di personaggi biblici e non possiamo far altro che concludere che Dio è buono. Quando osiamo chiedere al Signore delle cose che non lo onorano, ma Dio è buono. Ma questa mattina abbiamo bisogno di un segno da colui che è più grande di tutti ed è qui presente. Gesù ci ha dato il segno più grande. Egli è morto ed è risorto. Questa generazione chiede un segno e non si è accorta che io sto dando il segno più grande. Gesù ce l'ha dato il segno. Il segno è la sua morte e la sua resurrezione. Questo è il segno di Giona, il segno che lui prende per sé. Non avrà alcun altro segno se non il segno di Giona. E poi dirà in Matteo che egli morirà e il terzo giorno risorgerà. Fratelli, è questo il segno che Gesù ci ha dato ed è il segno più grande perché lui è più grande in tutto quello che fa. E noi non vogliamo segno maggiore se non la morte e la resurrezione di Gesù. A volte chiediamo al Signore che moltiplichi il pane, mentre Lui muore e risorge per noi. A volte chiediamo al Signore di camminare sulle acque, mentre Lui muore e risorge per noi. Perché tutte le altre cose che Gesù ha fatto sono state per un tempo limitato, per un'occasione limitata. Ma la morte e la resurrezione di Gesù sono per la nostra vita eterna. Senza la morte e la resurrezione di Gesù noi non saremmo nulla. Dio ci perdoni quando chiediamo dei segni così piccoli che lo rendono piccolo, quando Egli ce l'ha già dato il segno della grandezza. Egli ha fatto di noi i Suoi figli. Egli ci ha fatti redenti, salvati. È un segno sufficiente. La morte e la resurrezione di Gesù è un segno sufficiente. È così, fratelli. A volte sembra di no. Leggiamo che Gesù è morto per noi e che ha vinto la morte ed è risorto, ma il cuore non si rallegra. Non usciamo fuori dalla nostra depressione. Continuiamo a essere abbattuti.
perché siamo focalizzati sulle cose di qua giù e vogliamo il Signore per quello, ma il segno è già stato dato ed è sufficiente. Che cosa doveva fare di più Dio se non dare il suo unigenito figlio sulla croce per noi? Che cosa doveva fare di più? Anche in questo Gesù è più grande. Tutti gli altri miracoli, tutte le altre parole, tutti gli altri atti potenti e soprannaturali messi a fianco alla morte e alla resurrezione risultano poca cosa. Quello è il segno più grande ed è sufficiente. È sufficiente, fratelli, è sufficiente. È un segno decisivo. A volte noi chiediamo al Signore delle cose e Lui è buono, ce le dà. Ma non realizziamo chiaramente che le cose che chiediamo al Signore non sono decisive rispetto alla giustizia di Dio. E nella nostra follia noi siamo pur disposti a non poterci presentare davanti al Dio giusto e santo, però avere il nostro favore. Ma il segno che Gesù ci ha dato è decisivo davanti alla giustizia di Dio. Quel segno ci permette di andare davanti al Padre ed essere ricevuti come figli. Quel segno ci permette di stare davanti a Dio e godere della comunione con Lui. È decisivo. Il Padre non accettò la moltiplicazione dei pani. Il Padre non accettò il camminare sulle acque. Il Padre accettò la morte di suo figlio sulla croce. E noi lo sappiamo perché il terzo giorno risorse. E Dio lo ha sovranamente innalzato. E gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quel segno è decisivo per la mia vita, è decisivo per la vostra vita. È la morte di Gesù e la resurrezione di Gesù che decidono tutto della nostra vita. Questa generazione chiede un segno a colui che è più grande di tutti ed è presente. Il segno è già stato dato ed è il segno più grande di tutti. Ed è un segno indispensabile. Se noi vogliamo avere la pace nel cuore, l'unico segno che ci dobbiamo aspettare dal Signore è la croce, è la resurrezione. Per quell'opera noi abbiamo pace con Dio. Per quell'opera arriviamo ad avere anche pace con gli uomini. Se noi vogliamo l'esaudimento delle nostre preghiere, un solo segno è indispensabile: la morte e la resurrezione di Gesù. Infatti Gesù ha insegnato: voi pregherete il Padre nel mio nome. E perché nel nome di Gesù? Perché Lui è morto per noi, è Lui il nostro avvocato, è Lui che intercede per noi. Se noi vogliamo che le nostre preghiere siano esaudite, un segno dobbiamo chiedere a Dio: Gesù morto e risorto. È indispensabile allora. È indispensabile per l'adempimento delle promesse. Dice Paolo che colui che non ha risparmiato il suo unigenito figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà con lui tutte le altre cose. Se noi vogliamo ricevere le promesse di Dio, un segno dobbiamo chiedere al Signore. Signore, se tu mi vuoi battezzare nello Spirito Santo, fa sì che oggi vengano quei fratelli, quelle sorelle, fa sì che riceva quella telefonata. No, un segno solo abbiamo bisogno di vedere per ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Gesù morto sulla croce è risorto. Per la nostra morte al peccato. Quanti combattono con il vecchio uomo?
Quanti sono ancora schiavi di vizi, deturpando la testimonianza cristiana, ogni volta che dicono di avere la fede in un Dio che non ha la forza di liberarli dalle catene? Quanti lottano con il vecchio uomo, che immancabilmente ogni mercoledì, ogni venerdì, per i giovani ogni sabato e la domenica e ogni volta che c'è qualche iniziativa, immancabilmente il vecchio uomo viene e dice: ma stai qui, ma vai da un'altra parte, ma fai un'altra cosa, e lottiamo, e lottiamo, e lottiamo. Quanti combattono col vecchio uomo? Per la vittoria sul vecchio uomo, per la nostra morte al peccato. Di un segno solo abbiamo bisogno: Gesù che muore sulla croce e risorge. Quello è il segno. È alla croce che dobbiamo andare. Lì abbiamo la vittoria. Signore, se tu mi vuoi liberare da questo peso, da questo legame, da questo peccato, dammi un segno, qualcuno che si accorga di me, un miracolo, qualcosa di sconvolgente. A questa generazione sarà dato un segno. Ma apriamo gli occhi, fratelli, gli occhi spirituali, è il segno più grande. Gesù che muore, si fa peccato per noi, ma poi risorge perché vince il peccato. E noi abbiamo la vittoria. Il segno della vittoria è il nostro Signore, morto e risorto. Molti non riescono a perdonare. E sul perdono voi lo sapete, che c'è una questione seria tra il nostro cuore e il cielo, perché Gesù è stato molto chiaro, senza possibilità di interpretare in altro modo le sue parole. Lui ha detto: se voi non perdonerete, io non perdonerò a voi. Quindi è un affare privato tra noi e il Signore, se vogliamo andare in cielo. E molti dicono: dammi un segno, Signore, dammi un segno. Se quella tal persona fa un passo di avvicinamento, allora io sarò ben disposto. E visto che sono ben disposto, allora magari un passo lo faccio. Ma a questa generazione non sarà dato altro segno se non il più grande dei segni: Gesù che muore sulla croce e risorge. Quello è il segno più grande. Nella parabola Gesù racconta che Dio spiritualmente ci ha perdonato di un peso imperdonabile, di un peccato che era incalcolabile. Al confronto, di nuovo, i nostri piccoli screzi risultano poca cosa davanti all'opera di Gesù. E il segno è la croce e la resurrezione. Dammi un segno, Signore, per fare, per dire, per agire, per servire, per amare, per pregare, per prostrarmi, per umiliarmi. Dammi un segno, Signore. Ed Egli ci ha dato il segno più grande, in modo che in ogni cosa Egli è di più, Egli è maggiore, Egli è più grande. E il nostro privilegio questa mattina è di sapere che colui che è più grande è qui. Qui c'è Gesù. Ci alziamo in piedi, ringraziamo il Signore.